Se penso come una guerra da un momento all'altro possa travolgere le vite delle persone, mi fa sentire veramente triste e desolato, perché non possiamo fare nulla per evitare ciò. Beh, pensa a Federico e Renata, di cui noi abbiamo ricostruito le storie. Erano ragazzi come noi, e poi improvvisamente hanno perso tutto: la casa, gli amici, la famiglia. Federico e Renata Falk nascono a Fiume, rispettivamente nel 1919 e nel 1924, da genitori ebrei, padre medico, madre figlia di un ricco commerciante. Dal 1924, Fiume è una città italiana, multietnica e tollerante, dove si vive bene. 1938, tutto cambia. Fu un colpo di fulmine. Con le leggi razziali del 1938, agli ebrei italiani fu preclusa ogni possibilità di accedere agli studi universitari. Si capovolse su tutta la situazione economica della famiglia. Mio padre dovette abbandonare tutti i suoi incarichi. Poté continuare nella libera professione limitata soltanto agli ebrei e agli stranieri. E siccome a Fiume c'erano vari stranieri, si riusciva a tirare avanti. Per quanto mi riguarda, non potei iscrivermi all'università. Ero intenzionato a partire all'estero per frequentare un politecnico, ma c'erano oggettivi problemi economici, senza contare il fatto che non potevamo avere il passaporto. Noi ebrei non possiamo più fare nulla, andare a scuola, al cinema, frequentare i nostri amici. Perché? Cosa abbiamo fatto di male? Guarda nostro padre, ormai è costretto a curare solo pazienti ebrei. Eppure, prima tutti lo stimavano, dicevano che era un ottimo dottore. Il mio sogno era di diventare un ingegnere. E adesso, come sarà la mia vita? Guarda, io non capisco proprio perché ci devono guardare con pietà. 1940. L'Italia entra in guerra. Federico racconta così quel periodo. A questo punto cominciarono ad arrestare prima uno, poi l'altro. Ci si chiedeva perché era stato preso quella data persona o quell'altra. Cosa avevano fatto? Quando noi lasciammo Fiume il 3 aprile, apprendemmo dopo la guerra che quel giorno stesso erano venuti a cercare noi. Quindi, solo per questioni di ore, riuscimmo a sottrarci alle deportazioni nei campi di sterminio. Alle 5 del mattino del 3 aprile 1944, con una valigia a testa, lasciammo la nostra abitazione e a piedi, passando tra cavalli di Frisia e fili spinati, ci dirigemmo alla stazione ferroviaria. Comprammo biglietti per Trieste. Tutto ciò avvenne dopo discussioni lunghissime. Mia sorella ed io eravamo molto agitati. Volevamo andare via senza sapere dove. Mio padre era restio. Diceva: ma cosa possono fare a me, che sono medico? Finalmente, dopo molto tergiversare, riuscimmo a convincerlo. A Portogruaro, dopo 3 settimane in albergo, i Falk trovano una stanza in affitto presso gente del luogo. I loro ospiti sono piccoli proprietari terrieri e sono la signora Giuditta, sua figlia Elsa con il marito Gino. Inoltre, la coppia ha anche un figlio di 2 anni. Anche quando quei profughi si dichiarano ebrei, non li abbandonano al loro destino, ma provvedono al loro sostentamento. Dopo l'8 settembre 1943, Portogruaro viene occupata dalle truppe naziste e i controlli diventano ancora più intensi quando in città giunge un comandante fascista che è perfettamente a conoscenza della presenza di ebrei fiumani in città. Pertanto egli è ostinato a dargli la caccia. Per questo la famiglia Poianella allestisce nel sottoscala un rifugio segreto per i Falk. Tutto ciò è molto pericoloso perché i soldati tedeschi sono acquartierati nella barchessa e nel granaio del palazzo. Gli anni passano per Federico e Renata. Lui, nel 1944, ha 25 anni. E lei 20. Ti ricordi quanto era bella la nostra città? Pensi mai alle persone che abbiamo lasciato? E se Elsa e Giuditta non dovessero farcela sopportare la pressione degli interrogatori fascisti? Quando sento sbraitare in tedesco e i passi dei soldati sotto casa, ho paura che un giorno si fermino davanti alla nostra porta e ci portino via. Ci separino. Di notte, quando Pippo scarica a casaccio le sue bombe sul paese, mi assale il panico. E se colpisse il nostro alloggio? E quando le sirene annunciano i bombardamenti e noi non possiamo scappare in campagna come tutti gli altri, perché qualcuno potrebbe accorgersi che noi siamo ebrei. Quanta paura! Siamo come dei topi in gabbia.
farsi gli studi, va all'università e si laurea in ingegneria. Invece Renata trova lavoro come istitutrice, mentre i genitori rimangono nei pressi di Portogruaro insieme alla famiglia che li aveva salvati. Il luogo a cui sono legati i loro ricordi più belli è perduto per sempre, perché Fiume torna alla Jugoslavia. Il mondo, da allora, in forza dell'orrore, avrebbe dovuto far sì che il male non si ripresentasse mai più, ma così non è stato. Infatti, molti ragazzi come Federico e Renata, come noi, al giorno d'oggi, sono tormentati da un costante clima di odio, pregiudizio e di ignoranza. Per questo la memoria degli eventi che ha travolto tante vite deve restare viva nelle nostre menti, perché ci riguarda tutti. Inoltre, mi sembra doveroso ricordare tutti coloro che sono riusciti a salvare moltissimi ebrei. Lo hanno fatto singolarmente, dimostrandoci che possiamo differenziarci da tutto quell'odio e quella violenza su cui sono basate moltissime ideologie, che riescono addirittura a privarci della nostra umanità. Nella nostra storia, Giuditta Drigo, Elsa Puglianella e Gino Bellio, giusti tra le nazioni, ci hanno indicato la via per restare umani, perché non hanno avuto dubbi da che parte stare.